Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano. Siamo su Formula 1 e siamo in Catalogna, prove libere perfette, tutto superato alla grande, sto sviluppando un po' di cose. Potenza motore, motopropulsore, pistoni. Aerodinamica all'anteriore a cascata. Aerodinamica, flap superiore alla posteriore e telaio, fondo piatto posteriore. In Canada ci arriva il telaio e l'anteriore a Monaco. Flap superiore e pistoni ragazzi, la prossima è Monaco, quindi dobbiamo fare molto bene qua. Chissà cosa ha in serbo per noi oggi il Gran Premio di Spagna. Raga, gustiamoci la presentazione, dai, perché facciamo anche questo che c'è. Gustiamocelo comunque. 91, o forse raga, qualifica indescrivibile. Non so cosa dire, qua veramente in Catalogna dalle prove libere avevo capito subito che potevo fare il merdone. Il circuito di Catalogna, così vediamo anche le penalità degli avversari. Km 650 metri e ora però vediamo la griglia. Di partenza. Oggi Kimi Raikkonen parte dalla pole così position, capiamo un po' anche le penalità. Max Verstappen. E ora vediamo il resto della griglia. Hamilton, Ricciardo, l'uomo della pioggia. addirittura quinto ragazzi, ero sesto. Penalità per Bottas, non a quinto parto. In griglia di partenza presa in precedenza. Vettel, non ci credo. Perez, parto quinto. Guarda quante penalità, oh, che bello. Hartley, Leclerc, Fioi parto quinto, ero sesto. e Sergei Sirocchi. Fioi calma. Stroll e Stoffel Van Dorn. Fioi calma. Fioi calma. Partiamo da una posizione migliore di quella prevista. Devastante. Cerchiamo di non perdere il Da 3 vantaggio. giri. È chiaro ragazzi che non finirò, cioè devo fare un miracolo, però Catalogna è una gara che sta diventando molto molto favorevole. E dopo arriva a Monte Carlo, quindi là è probabile che ci sarà anche un ritiro, quindi devo approfittarne e fare il massimo qua. Raga, sono veramente in forma, ma perché? Perché mi piace il gioco. Raga, rock and roll. Vai. Partenza discreta, dai. Chiaramente adesso mi supereranno in tanti, ma ci sta. Mettiamoci all'esterno. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Ok boss. Vediamo cosa riusciamo a combinare ragazzi. Sainz lo possiamo superare, comunque avete visto le penalità, siete partito da sesto, quinto e a Baku da decimo, sesto, addirittura la super penalità. E superiamo Sainz benissimo. Siamo in forma raga, siamo in forma. E poi incredibilmente senza traiettoria vado meglio. Come nei vecchi tempi ragazzi, il Kuma è tornato, sì vabbè. È chiaro che sono una pipa a giocare, però per i miei standard va più che bene. Il paletto devo togliere ragazzi, è proprio un regolamento interno mio. Devo sfruttare le gare favorevoli ragazzi, perché ne arriveranno di sfavorevoli, là sarà da piangere. A Monte Carlo se la qualificava male mi prendo qualche, come si dice, componente in più, così sono più tranquillo. No. Se ne stanno già andando Ricciardo e gli altri. Adesso devo fare la mia gara. Sainz ci prova, ma non si passa. Non si passa raga, non si passa. Perché sto spingendo un po' di più con l'ERS adesso. Però i primi sono chiaramente in fuga, ma è chiaro che il podio, cioè, è impensabile. Il podio è impensabile ragazzi. Quando cambierò scuderia vado su una più forte, aumenterò il livello. Questa è la promessa comandiana, la command promise in inglese puro. Sarebbe bello vincere il mondiale con l'Alfa, ma ci vorrebbero troppi anni. Sta andando bene comunque. Hartley fuori. Subito il ritiro. Raikkonen, fastest di Kimi. Fastest di Kimi. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Stai calmo.
Dal quinto al sesto, stare attento a non trovare traffico, perché se trovo traffico sono dolori. Comunque adesso ho anche gli aggiornamenti, c'è il contratto nuovo, mi darà punti risorse in più, questa è una cosa veramente bella, così puoi sviluppare le monoposto più velocemente. Però il passo c'è. Qua le gomme si usurano veramente velocemente, Raikkonen è in testa. Non vedo l'ora di togliermi C'è Monaco. una nuova strategia disponibile sul DMF. Conferma modifica. Ok. Bandiera verde. No, successo. È successo qualcosa ma non so cosa. Stiamo tenendo benissimo per il momento. Questa è la curva, l'ho fatta malissimo invece. Devi mantenere Virtual positivo safety il car. delta. Rallenta, mantieni un delta positivo. Un altro ritiro, virtual safety car. Sirotkin fuori. Sirotkin fuori. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Il nostro safety car non... Box. La virtual safety no. car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. rimango in pista. Attendi la bandiera verde. Pazzesco però, pazzesco. Subito 2 ritiri e virtual. Sosta fatta ragazzi, come sempre il Kume si dimentica di avviare la registrazione per la sosta ai box. Bravo Kume, comunque sosta normale. Siamo 12esimi, siamo entrati quarti. No ma bene, bravo Kume. Meno male che vi ricordo. Vabbè, allora siamo al settimo giro e siamo 12esimi, vediamo se se Bottas là, però sarà dura adesso. Dopo una bella prima parte sarà dura adesso come sempre, però qualche punto lo dobbiamo portare a casa. È d'obbligo Kuma, è d'obbligo. Vai comandino, mi stai piacendo. Noi il nostro lo stiamo ampiamente facendo. Nessuno va ai box perché tutti tanti sono con la gomma soft davanti. Valtteri ci prova. Il distacco dalla vettura dietro di te è 3,8 non posso stare davanti a Bottas, quindi lo lasciamo andare. Non ho neanche voglia di perdere terreno da Valtteri, cioè dagli altri. Bisogna capire però perché siamo in un momento che sento la macchina non come prima. Venezia non è dei sogni, deve spingere di più, anche perché dopo Monte Carlo e là sono 0 punti sicuri, salvo miracoli. Ok, comunque non stiamo perdendo tanto dei B, questo è importante. Che comunque non giriamo malissimo.
Sì, giriamo 2 secondi e qualcosa sopra che va benissimo. Forse loro sono in risparmio, però è questo da dire. Se io devo stare su alta per non perdere troppo per la seconda sosta. La seconda ce l'ho dal 18 al 20esimo. Ok, quindi tra un bel po'. Qua ho un po' esagerato, mamma mia. Però Bottas in realtà sta andando più lento. Il ritmo gara è veramente bellissimo in questo gioco, perché Bottas probabilmente è in super risparmio in questo momento. No, poi è chiaro che mi dà via il culetto, però intanto mi emoziona vedermi vicino a Valtteri. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,7 secondi. Vediamo chi vincerà il primo mondiale come indiano, perché adesso sì che contiamo tutto alla grande con tutte le statistiche che ci sono quest'anno. È stupendo. Ok, noi stiamo su stili, tanto Bottas supera Sainz, da Sainz però abbiamo perso la posizione. Questo è ufficiale, Sainz, ecco perché, allora, oddio scusate. Mamma mia, ho rischiato tanto qua. Raga, Ocon ha dei problemi, sta rallentando tutti e io godo. Ho recuperato su Sainz, adesso mi devo superare subito Ocon, non devo perdere tempo. Devo fare una staccatona. Mamma mia che bloccaggio di Ocon, sono dovuto andare a kamikaze perché non potevo perdere tempo. Sainz nel mirino. No, Ocon ha problemi. Andiamo anche a vedere i nostri pezzi come stanno. Il cambio l'è usurato, ma devo fare ancora una gara. Sì, almeno una. Ci sta, però altri pezzi li tengono, si vede che le monoposte tengono di più adesso. L'unica roba che manca sul gioco per diventare epico è che un pezzo si possa rompere anche il 20%. Come nella realtà, se succede questo viene fuori il decapolavoro, in non inglese, che è sempre più umendiano. Provo a fare un giro a sorpasso, voglio tentare di superare Carlos Sainz Jr. L'ERS è bellissima sta cosa dell'ERS. Vai. Addirittura 8 lap, con 8 lap quanto recupero? Boom boom boom. Per un po' le gomme dovrebbero reggere. Non sono molto consumate, ma fa attenzione sorpasso. quando le carichi. Spettacolos della nostra mitica Alfa. Adesso stare su bassa però. Distacco dall'auto davanti, 2,5 secondi. Veramente gran numero, stiamo veramente... Abbiamo cominciato alla grande la season. Peccato per il Baku, per quell'11° posto beffardo, ma va bene. Siamo messi bene nel mondiale. Voglio vincere la rivalità proprio con Ocon, cazzo che sta andando male, che ha danni, e il nostro è chiaramente amico Leclerc. E qua Leclerc. Penso che la Sauber sta andando bene, però Leclerc è ottavo. Megoglioni, cioè nel senso... Non siamo per niente una scuderia del cacchius. Adesso con gli sviluppi come indiani, ciao. Speriamo di non avere problemi. Leclerc però vai box per Charles Francis Ford Coppola. Leclerc deve fermarsi. Box. Siamo quinti, vediamo dove andiamo a finire. Ho dovuto ritardare la sosta di 2 giri per essere sicuro di arrivare. Veloci però. Fuori, esci ora. Vai. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa cazzo. con queste gomme. Questo non ci voleva, sono in piena bagarre.
piena bagarre comendiana. Non ci... ho perso parecchio, Ho perso almeno 2 posizioni. Leclerc che devo superarlo a tutti i costi anche subito. Devo rischiare un po' con gli airs. Questo è un gran sorpasso. Questo è un gran sorpasso. Collisione dove? Ma stiamo scherzando? No, beh, va, cioè, vai a fare in culo te. E la collisione. Cioè. Ma vai a vederti Verstappen dal vivo se quella è una collisione. Te prego, stronzo obeso. Adesso abbiamo Alfonso. Devo rischiare un po' adesso. E col carburante. Meno 23 siamo, ai ai ai. Vabbè, non posso andare oltre purtroppo. Magra. È dura adesso, è dura velocità da miscela magra veramente tantissimo. E anche gli airs non è messa bene neanche l'airs. Però la McLaren si può superare. Possiamo farcela, Beppe. Anche se ho tutto al minimo. Però lui le medie, adesso ho visto anche le gomme medie, possiamo sopperire alla mancanza di carburante e airs con le medie. Alonso non va da nessuna parte contro il Cube. Grandissimo veneziano, sublime. Alonso non molla chiaramente. Ma ciao Alfonso, mamma mia che sorpassi per il talentissimo. Alonso ci prova, Alonso è una bella bestia, E Alonso si riprende la posizione, incredibile. Alfonso Schroeder chiaramente sfrutta i miei problemi di airs e carburante, ha ragione. Adesso Sainz anche in miseria. Adesso è dura, Ci riprendiamo la posizione su Sainz con un buon sorpasso. Il problema è Alfonso che se n'è andato. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,5 secondi. Ma il passo gara è sublime di questo gioco, può succedere di tutto veramente. Comunque sono soddisfatto di come sto guidando, per i miei standard va più che bene a questa difficoltà, con questa macchina. Bisogna superare Alfonso, ma è dura. Ciucciando l'S, il Cube ciuccia, S. È ufficiale ragazzi, il Cube ciuccia, ciuccia S. Hashtag ciuccia S. Miscela standard, siamo tornati. Ci sono cazzi tuoi Alf. L'avevo già superato Alf. Adesso è mio Alf. Non riusciremo a tenerci adesso è mio Alf. Molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Very good. Oh. It's fantastic, come it's fantastic. Me lo sono ciucciato Alonso. Molto bene, molto bene, molto bene. Stiamo guidando veramente bene però ripeto, per i miei standard, lo dico già perché so già che quello scriverà fai cagare, ma lo so, insomma sono un gondolaro, quindi i gondolari non possono guidare bene, ufficiale. Per chi mi chiede il volante, ragazzi, io sono l'unico al mondo che col volante va peggio rispetto al pad, quindi preferisco il pad. Volante solo per Eurotrack.
molto bene, avevo anche Perez nel mirino, ragazzi. Madonna, come stiamo andando qui? Con una macchina, con una top macchina, ciao, è dominio qua. Dopo la Spagna sta diventando una mia gara anche su Formula 1. Molto molto good. La distanza dal primo è 38,5 proviamo. secondi. Poi riusciamo per il momento a gestire bene comunque l'ERS. Perez si può superare, il settimo posto non è impossibile, comunque senza traiettoria si va meglio, signori. Questo è il Cube. Mamma mia, i sorpassi che ci vede il Cube ci stanno proprio, cioè, ripeto, guardate Verstappen dal vivo, aggressivi fino in fondo. Il Cube guida così. Ragazzi, mancano 3 giri alla fine e stiamo consolidando la settima piazza. Aumenta l'erogazione delle RS. È arrivato il momento di usare un po' della carica. Stiamo veramente portando a casa il risultato. Me lo sentivo che potevamo fare veramente una grande gara e così è stato. Con una qualifica da panico, sesto posto e quinto in griglia per la penalità di Valery Bottas. Vettel è sesto, ragazzi, perché ha fatto una sosta, probabilmente ha avuto dei problemi. Noi andiamo tranquilli e la portiamo a casa. Alonso in risparmio adesso, quindi cazzi di Alfa. Cazzi di Alfa. Anche la rivalità stanno andando tutte e due benissimo. Very good. Two laps. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,2 secondi. Mi fa piacere, però non è in zona punti purtroppo. Di poco, 11°, 12°. Attenzione, Hülkenberg supera Alfonso, sta arrivando Hülkenberg. Nicolino Hülkenberg sta arrivando e questo non è mai un buon segno quando Nicolino arriva. Le gomme sono un po' in difficoltà, non tanto, però sento che a ogni giro perdo sempre qualcosina. Qua ho fatto un rischio che non dovevo fare, mamma mia. Il distacco dalla vettura che ti precede è 14,7 secondi. Dai Beppe. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Hülkenberg sta arrivando. Nicolino è arrivato, ma Nicolino è a cannone. Sei all'ultimo giro. Nico è cannone. Vado leggermente lungo. Meno male, ho rischiato di impitturarmi. Presto abbiamo un'erogazione alta anche noi, quindi sono cazzi vostri. Sto sbagliando le curve, le sto cappellando tutte. Ti consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Ho problemi, ragazzi, perché non la tengo più sull'ultimo giro la tensione e può essere l'usura carburante, l'usura gomme è aumentata. 42 a sinistra, l'anteriore sinistra è 42.
Dai, ultime curve. Mamma mia come è arrivato Hülkenberg, meno male che la gara è finita. Meno male che la gara è finita. Ma che rischi in casa come. Yes, yes, yes. 7th place. Bacio alle puttanelle. Splendido lavoro. All'inizio del weekend ero un po' preoccupato. invece Well è andata done, well alla done, grande. Blaujo. Grazie. Prego. Ed ecco il nostro. Arriva bene Da Gode. quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e un Bravo uomo Kimi. in tutta rossa sale Ricciardo sul gradino ed più Hamilton. alto. Fantastica vittoria per la Ferrari. Bravo. Però io vi saluto. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla Leclerc classifica del mondiale 11°. piloti. Kimi Raikkonen conquista la vetta In della classifica siamo decimi piloti. con 15 Forte di un point. risultato Bellissima la sfida Raikkonen in straordinario. botta, sempre la Passando al pilota Finlandia. del giorno, Pazzesco. Luca Filippi, tu Costruttori chi sceglieresti? ottavi. Senza dubbio Kimi Raikkonen. Molto bene. Buona Raga, giornata, offre vediamo sempre l'intervista. C'è qualcuno o qualcosa capace di fermarti? Spettacolo aumentato. Beh sì, nessuno può fermarmi adesso. Non è stata una gara Cosa pulita, dici, ti pare? Zoccola? Oggi è una calamita per idioti. Sauber ridotta, cazzi tuoi. Tu e il tuo rivale vi siete toccati. Chi ha sbagliato? Siamo entrambi ottimi piloti. Ottimo, ed è tutto. Vabbè. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Stiamo andando alla grande. Ciao!